Un suo concerto era già stato programmato per la Pasqua scorsa, ma poi gli impegni non gli hanno consentito di essere a Crotone per incontrare la sua città. Ma gli sforzi dei suoi sostenitori, che hanno dato vita ad un apposito comitato e che lo hanno sempre sostenuto durante la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, hanno dato i loro frutti. Le varie persone, quali io anche a rappresentare loro, l'hanno sostenuto fino alla fine e inviando tanti messaggi, privandosi di qualsiasi cosa per sostenerlo. L'abbiamo sostenuto fino alla fine. Abbiamo raccolto firme, abbiamo creato dei gazebo e Mario purtroppo non è arrivato fino alla fine, però per noi è il vincitore. Mario Nunziante farà un concerto nella sua città sabato 9 maggio alle 20:30 in Piazza Duomo. Lo ha annunciato il cantautore stesso ieri durante una conferenza stampa alla Casa della Cultura, insieme all'assessore allo spettacolo Mario Megna. Dopo la conferenza Mario si è intrattenuto con alcuni suoi fans e ha rilasciato autografi. Nell'occasione presenterà il suo nuovo disco Ogni istante che vivrai, uscito il 10 aprile. Insieme a lui sul palco ci sarà Simonetta, altra cantante di Amici, e Elena, la vincitrice della trasmissione Il ballo delle debuttanti. Entrati nella scuola e nella fase serale non si hanno i contatti con l'esterno, quindi tu non sai quello che accade fuori. Una volta uscito sono venuto a sapere di tutto quello che è successo a Crotone, della rivoluzione che hanno fatto i ragazzi e tutti quanti, è stato bellissimo, sono contento, ringrazio tutti i crotonesi, insomma, li ringrazio tutti e aspetto tutti i crotonesi il giorno 9 alle 8:30 a Piazza Duomo. Mi raccomando, venite in tanti che sarà una bella festa e spero di accontentarvi tutti. Un bacio.